Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio fare un racconto breve sul capitano degli Alpini che mi è successo quando l'ho incontrato qualche volta nel passato, quando ero piccolino. Ma però prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, al canale YouTube di Hildegarda, di venirci a trovare nei gruppi di Hildegarda Marietto Veneziano di Facebook e anche in Telegram, dove a lunedì sera alle 20:30 Hildegarda Marietto Veneziano coadiuvati da Miles tengono un percorso esoterico. In più vi voglio ricordare che alle 21 ogni sera Hildegarda con un gruppo di maghi in erba sta costruendo un muro eterico per difendere l'Italia da questo momento molto particolare. Bene, iniziamo a raccontare questo racconto un po' soft, tanto per alleggerire gli altri racconti a pilloline. E qui il vostro Marietto lo si trova verso i 14 anni. A 14 anni il vostro Marietto andava in vacanza in un paese che si chiama Sestola, che è negli Appennini, e praticamente è un paese sotto il Monte Cimone, e chiaramente era estate ed era da solo come al solito, ed era andato in una sala giochi dove praticamente questa sala giochi in quel momento lì era desolata, non aveva un soldo in tasca e stava aspettando qualche bambino per poterlo sfidare, e chi perdeva pagava. Il Marietto puntava sul fatto che, visto che era forte ping pong, chiaramente cercava sempre di non pagare nulla, no? E per questo non aveva neanche soldi. Non aveva dei soldi di default, però diciamo così che, visto che me la cavavo bene a ping pong, sfruttavo sempre l'effetto sorpresa. Quella sera però proprio non voleva arrivare nessun bambino, non c'era nessuno che arrivava in sala giochi anche se era estate, a che il vostro Marietto guardava fuori dalla finestra per vedere se arrivava qualcuno con cui condividere qualche momento di felicità. Ma a un certo punto si presentano 2 o 3 persone piuttosto anziane, sui 60-70 anni, che insomma questa sala giochi era dentro una casa che praticamente teneva anche una funicolare, una funivia per gli sciatori invernali, e quindi era rialzata, c'era una scala per salire. Insomma, vede salire queste persone piuttosto anziane ed entrano e cercano il vostro Marietto, al che il vostro Marietto era lì tutto solo soletto, e si siedono vicini su una panca vicino al vostro Marietto e gli dicono: guarda, sta per arrivare una persona importante, mi raccomando, non pensare male, e molto probabilmente ti dirà delle cose. Al che dopo un po' arriva questo signore anzianotto un po' sbuffato, sbuffante, ed era il capitano degli Alpini di Torino, al che mi si siede vicino. E insomma gli altri non è che tremavano, ma avevano associazione del capitano degli Alpini di Torino, e stavano molto attenti. Il capitano degli Alpini di Torino poi mi disse che questi qui erano dei dottori ed erano molto tremendi, no? La cosa è bella che prima che arrivasse questo signore, loro stessi mi hanno detto che il capitano degli Alpini era tremendino. Non so a chi credere, ma certamente la storia poi ha avuto un altro sviluppo. Perché? Perché a un certo punto il capitano degli Alpini di Torino mi ha chiesto di giocare con lui a ping pong, e chi avrebbe perso avrebbe pagato. Io ho guardato il capitano, insomma aveva qualche annetto, 65-70 anni tranquillamente li portava. Io avevo 14 anni e pensavo di giocare bene, e abbiamo cominciato a giocare a ping pong. Però vedevo che c'era qualcosa che non andava, perché a un certo punto a quel tipo lì gli si allungavano le braccia di 2 metri e riusciva a prendere tiri impossibili, perché il vostro Marietto restava di stucco, e la partita si metteva male, proprio anche, prima di tutto perché non avevo i soldi per pagare il campo, e secondo perché quel vecchietto lì mi dava filo da torcere e non voleva cedere. Anzi, devo dire la verità, anche se mi diceva di non fare colpi difficili perché avevo mal di schiena, proprio non riuscivo a vincere come volevo. Però alla fine della fiera sono riuscito a impostare 2 o 3 bei colpi, o perché il capitano degli Alpini di Torino mi ha fatto vincere, o perché ero più forte. Morale della favola, ho vinto. Al che queste 3-4 persone mi hanno salutato e se ne sono andati. Io avevo vinto, però il patto era che chi perdeva pagava il campo. E mentre se ne vanno via, io avrei voluto dire qualcosa, ma per soggezione o per imbarazzo
o per quant'altro, perché mi sembrava un po' di essere troppo prepotente o troppo sfacciato, non ho detto niente, e mentre li vedevo andare via pensavo: e adesso come faccio a pagare il campo? E a quel signore anziano lì come faccio a dirgli che mi deve 100 lire visto che io non ne ho? E mentre loro stavano scendendo dalle scale ero insomma nel panico totale. A un certo punto la sala giochi era vuota, sento tin 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 una moneta cadere dal vuoto e guardo per terra e c'erano le 100 lire. Allora ho capito che ho pensato: qui c'è stato un angelo che ha visto la situazione e me ne ha dati lui. Poi nel tempo ho capito che era stato il capitano degli Alpini di Torino. Passano gli anni, no? Perché in quella serata lì il capitano degli Alpini di Torino mi aveva detto delle cose che sarebbero successe. Passano gli anni e questa volta il vostro Marietto non ha più 14 anni, ma ne avrà 40-45 come minimo. Ed era sempre solo, come al solito, e stava camminando a fianco a una pista di aeroporto, perché avevo portato il figlio più grande a fare uno sport, e mentre lui si stava allenando io camminavo da solo lungo il giaciglio di un aeroporto dismesso. Praticamente era un aeroporto con una pista di 3-4 km, e io mentre aspettavo che finisse mio figlio l'allenamento facevo praticamente qui e là, su e giù. Era estate, non estate, diciamo che era verso marzo-aprile, e praticamente c'era un bel sole, una bella giornata. Il vostro Marietto come al solito era solo, era pensieroso, e a un certo punto ha guardato e ha visto nell'aria delle cose scintillare a un'altezza di 2 metri, più o meno a 15 metri di distanza. Allora, incuriosito, sono andato verso quella strada, quel punto, e ho guardato per terra cosa fossero caduti. Guardo per terra e vedo che ci sono, a distanza di 2-4 metri, delle monete, al che ho pensato, e mi è venuto subito in mente i ricordi del capitano degli Alpini di Torino a Sestola, quando aveva fatto cadere quelle 100 lire nella, come si suol dire, nella sala giochi. E ho pensato: cavoli, non si è dimenticato di me il capitano degli Alpini di Torino. Ho preso quei 2-3 franchetti, insomma quella cifra che ho trovato che è caduta dal vuoto, sono andato a offrire un caffè non al Dante ma a un altro signore che aveva il figlio che giocava con me. Ecco, questa è una piccola storia per ricordarsi e per ricordarmi sempre che il capitano degli Alpini di Torino non si era dimenticato del vostro Marietto. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.